Se la scappa con la macchina. Maronna! Suca minchia! Cioè, stiamo... Le piccole sono in la macchina. Tu sei morto. Vinci tu pagare, Enzo! Non mi faccio scappare! Cosa fetosa! Che vorrei cercare? Picchione sorpresa! Tu gran fetoso! E senza no! Come una bestia! Occhio vivo! Ci sono sbirri non è gay! E poi te hanno bella magia! Tu non voglio bere le chioma a questa champagne! Dai! A sinistra, figlio! Vai! Il minchia sta facendo! Oh, che curva di merda! Il minchia vai! Enzo! Minchia! Non ti puoi! Non fare mai più! Minchia, tutte te picciole! Non ci dare c'è! Sa cosa a prendere qua! Li recuperiamo, mia figlia! I soldi! Ma eravamo George! Non vicino! Ci stai provando! E che puttana! Questa nebbia non si vede neanche! Vuole dire che tu hai il polpettoso... Minchia, avevi ragione, non si vede un cazzo! Vuoi il polpettoso come un minchiato labile! Canna cesta! E tu falsato! Capace che il calcio sempre qua a secondo! Magari capiamo guerre tu! Capace, e adesso prende facessero non so che per legare sì. La questione però sa picchiare con tutte noi! La picchia va a chiedere sempre... come chi? Ah, sì! Come tu! Ora è fatto! Ok, quindi ora lui rallenta. Lo raggiungiamo facile. Porta a fondo, Enzo! a fondo! E allora picchi minchia va a questo piano! C'è acchianata, una me! Minchia! In salita non ce la fa, non ce la fa. Inventate qualche cosa! Su un secondo può sempre scendere e spingere! Minchia, se ne stai andando con le zoie! No! Vai Sazzo, la mappa in mano! Usaccio! Arriva a zona di spadaro! Usaccio! Sparami ecco! Madonna, non si capisce un cazzo. Che sono tutte ste macchine? Un lo vedi! E poi zaccava yes! Sta minchia, non si vedeva un cazzo. Non ne puoi essere. Troviamo a sto qua il noto. Forza! La vetosa! Che vorrei cercavo? Minchione! A così la ammazza! Avanti! Non ne sì! Ma io non vedo. Vediamo dov'è. Una Tammucci. Dove sei? Non è qua? Ah. Minchia. Potevo girare. Iettala. Mazzimi, gli succede una guerra, eh? Ma frati, fa succedere un 48, capisti? Appena si sapeva che fossi tu a parlare, se moi tu stesso. E la tua parola contro la mia. Quant'ave che ti vaghi per sbirri? O fu spadaro che tu comandò? E nel cagaroso ma Ma minchia, l'ammazzò. Chi era un caporegime, Cesare? Un coinnoto. È sbirro. Fetoso.
Non puoi stare qua così. Voce all'inferno. Ci dettero poco. Ora su c'era un 48. Meno male che hanno altro non ci trattiamo niente. Chiedo simniaco e ne so forestato. E certo. È stata una fatalità. Tonnara dei fratelli Calante, 3 giorni dopo. Case. Don Ruggero, benvenuto. Garantisco io la sicurezza vostra e magari picchidda di tutti i vostri uomini. Assettatevi. Perché mi faceste venere? Lo sapete buono. Temo che me l'avete a spiegare. Allora arriva un momento che ne parliamo chiaro. Don Bernardo, è qui il suo punto giusto? E sberre si presentarono senza me toname con saria. Mi costò assai. È a me che minchia mi sta contando. Fu Corrado Baistone, suo frate. Che fece venere i sberre. E dopo parrò. E mi arrobò a roba mia. Vede questa accusa rossa, Ma che corrissi? Enzo Papare e Cesare Massaro. Ah, Caruso è uno scemonito. Tutto romene ferucia su. Do fetosi Baistone se mi scocchi i sberre. E sta cosa la va pare. Chieste su, minchiate! Magari che fu Corrado, tutte cose solo, fice. Nomo come avuao, c'è. L'avesse a tenere a bada. E cane so. Ma frati è motto! Ammazzato! E voi oggi ci mancate del rispetto a così? Ma state capendo che che sta dicendo? Ammazzare un uomo d'onore potessi essere motivo di Ma c'è guerra. niente sapere. Calma. Calma. Avanti. Sapevamo di comportare, eh? Volete abbassare la situazione? Io non c'avevo niente da abbassare. Minchia. E non c'avevo manco più tempo da perdere. Guerra è... Chi sei guerra? Vabbè. 1907. E andiamo avanti di anno in anno praticamente. Industria. Amore mio, dobbiamo stare attenti. Me pace aveva sempre la luna storta e s'arraggia per tutto. Ci su uomini cancedde tutta la notte. A Camoro non ti posso venire a trovare. Però non cancia che ti amo e sempre ti amerò con tutto il cuore. Isabella. Barone Fontanella. Prego. Recca. Avanti. Raffaele, aspettatemi. Dicessi che era urgente, lo scuto. Don Bernardo ne potessimo parlare in privato. Che giocamo volete contare o potete dire?
O verranno a sapere lui stesso. Come volete. C'hai una parere problema in una fabbrica fuori con le zolfo. Ma che fu? A me non mi vennero a raccontare niente. Perché ci sono questi problemi? L'operai scioperano e ne domandano cose le pazze. La produzione si fermò. Non potevo travagliare. Me scanto che ho problema è l'uomo vostro, Lorenzetti. Lorenzetto è un amico. Me fero, Riddo. Ave anni che è nella fabbrica. O che cosa canciò? Diceno che Iddo fu a pianificare il suo sciopero. Non ci posso credere, Raffaele. Allora tagliate questo. Femmo un cenneccia a mancasse, ma solo Iddo può essere stato. E se Iddo comanna, l'operai ascoltano. Buono faceste voi a parlare a me. Vi ringrazio, Raffaele. Sempre una cinna con Fontanella. Minchia, vero, Ma a capire come stanno le cose. Pensateci voi. Va buono. Lasciatemi solo. Amone. Vieni Enzo. Cameriamo. Vincenzo Lorenzetti. Conosce a Don Torrisi quando erano picciotti. Ne andavamo insieme a firmare il sciopero alla fabbrica di Fontanella nell'anno 90. Ok. Non è tipi per queste cose. Fai tutto quello che puoi per trovarlo. Ma sta a cura. E lo sa per cosa stiamo cercando. Lo trovo io. Potremmo sistemare tutte cose. Va a domanda per. Capace che l'uomo ne sentirà qualche cosa. E parla con te, no? Chi dove l'occhio non è che è. Va bene. Loro forse sanno qualcosa? Enzo, Roberto, ci furono problemi a fabbricare Fontanella a Colle Zoifo. Tu ne sai niente? Ma non ne so se sei ridurato la paddata. Ma secondo me i problemi ci sono un che. Ho capito. Grazie. Insomma, ci ha detto chiaramente che non sa un cazzo. Benissimo. Senti che Spadaro fece arrivare uomini in Agrigento. Ci manciano in mano, come al solito. Solo questione di tempo, Eppure che fosse. C'è qualche cosa che ti preoccupa? Oh merlo, avere quando morì suo frate che pare indemoniato. Dobbessia se cosciò tabuto solo e bastone non capisci perché è un nava onore. Quindi il Merle è diventato ancora più pazzo di prima. Perfetto. Vediamo questo se ci dà qualche informazione. Gaspere, tu sei con le Zoifo, vero? Sentissi un intere nuovo da banna. Saccio che la fabbrica ha chiuso io. Assai ne lasciarono casa. Capace ci già sul sindacato. Sempre problemi ci resero. Va bene. Grazie. Amone. Vediamo Cesare che ci dice. E troverai su Lorenzetti. Da sotto a Colle Zoifo. Una mano come sei bisse. Un pozzo. Mezzo vuole che ne andiamo in sei po' pezzo. Non sa mai troviamo Spadaro cannicottoria. Ah, va bene. Tu che ne sai, Lorenzetti? Chi do che ne sai tu? Vincenzo Lorenzetti. Capomascia a Colle Zolfo. Prova a parlare con Pasquale. E chi do che ripari le macchine dalla fabbrica. Buono. Occhio vivo da fuori. Ma cara tu, occhio vivo. E cute donta la mano. Parla con Pasquale quando hai finito il vigneto, facoltativo.
Lorenzo, buongiorno. Isabella c'è. Isabella, povrei suo pezzino. Certo, non poteva ni escere. Troppe vadie c'erano. Ma mi manchi, amore mio. Io ci insisto. Pure tu mi manchi. Sa cura. La guerra già cominciò, ma non vuole ammettere nudo. A Camora. Come lui tema vuota. Magari a della vocetta uno si scanta, ma chi son canciai cose. Come dicevo io, la guerra è in corso. Conoscete a Lorenzetti? Capomascio. Non ne si trova? Vincenzo. Sì, qualche botoio che me caite. Enrico ce lo va pure mutando una pare settimana fa. L'ultima volta che ho visto. Spoitonato Lorenzetti. Ave assai convince e ave pure assai debite piere, ma tienete l'upettia. Cacetto. Grazie. Ti tiene qua, è finito. Spero di no. Ancora 100 lire, ma guardate. Ok, questa è l'armeria. Enzo, come sei? Come un sogno. Oh, Valerio. C'è con Lorenzetti. Uno ricolle zoifo. Lo conosce? Solo il nome. Ma una pare picciotti ci ho con i catti coito, a spicci. Occhio vivo a colle zolfo, capiste? Sta storia spataro troppo là, lo saccio. Lo sento. Da vuoi portare qualche cosa per protezione? Mi arrivarono da poco le armi troppo belle dell'America. Buona caccia, Enzo. Quindi che facciamo? Ci compriamo le armi dell'America? A sto punto cambiamo. Qualche monetina ce l'abbiamo. Ne abbiamo 4.000. Allora, 5 e 5. Ok, questo qua è fucile lungo e questo qua è fucile normale. Io preferisco questa qua, la compro e ce l'equipaggiamo. Perfetto. Dove sono quelli che giocano a carte? Dino pure un cazzoso, Un attimo. Venisse per parlare con il nostro amico Capomascio. Sì, Tino. Luca vuole che trova a Lorenzetti. Ossia chissà. Se no oggi non c'era niente reriri. Giochi. E aveva una femmina con le zolfo. Una vecchia lavannara che si chiama Angelica Vaccaro. Ha avuto cose? Suo cugino, Camillo Boiggio. Socialista e intossicato. Capace che accettasse qualche cosa. Prova a domandare. Grazie, Tino. Non fare minchiati. A trovare a Lorenzetti e la portare qua. Ora adesso ci penso io. Perfetto. Prendi un'auto. Ho un cavallo e dobbiamo andare a Colle Zolfo. Andiamo da Pasquale, va. Che ci fai, cara? Niente, ho fatto un parcheggio per Pietro. Ciao Pasquale. Mi serve un'informazione. Tu conosci a Lorenzetti? Un capomascio di Collezzoni. Lo conosco, sì, ma non lo vero più tanto assai. Non c'è ido, solo problemi ci sono. Quale problemi? Tipo i piccioli. Non ave mai è sempre una scusa la trova per dire che non ci colpa. Però io saccio che si gioca. Poi spendi tutti passo femmina. L'ultima volta che verissi? Non va assai. Da poco rimisi. Parla con suo cugino. Si chiama Camillo Boggio. Mi pare che vive a Collezzolfo. E tu sa. Grazie, Pasquale. Amonin.
Parla con Camillo Burgio, parla con la donna di Lorenzetti. Minchia. E noi qua siamo a Colle Zolfo. Se tu sei vero, come si permettono di dire in tocco in meglio per noi? Ormai peggio dei mafiosi è diventato. Allora, lì chi c'è? Ah, qua c'è la donna Lorenzetti. Vediamo cosa ci dice. Come che voglio? Devi parlare. Signora, stai cercando Vincenzo Lorenzetti. Solo tempo stai perdendo qua. Già ciuristi ai tuoi compari. Non hai piccioli. Compare. Chi volete dire? Lui erano, mai l'abbia visti prima. Facci i tacchi. Vennero per spiare me cose come a te. Signora, Vincenzo è dinta. No, mi scio a stare a giocare ai cai. Ancora non sa recoghio. Poi si incagliano boi dell'ora fabbrica. Con cui ho a che kite? Con dei cimoniti ero paese. Tonio, Bastiano, assai so. Tutte bestie. Grazie, Insomma, signora. tutti scimuniti sono. Questa signora sono tutti scimuniti. Niente c'è già, se cosa che arriva dall'alto, I viristi che loro sempre cato come furriavano per i pere, pezzi di fango. Ma poi avessimo state pronti ai qui. Ma un mose, ne mannò. Non l'hai visto mai a posto. A come cercando? Alla sindacale, a te stai cercando, Camillo. Camillo Burgio. A Lorenzetti stai cercando. Sogno un amico. Mi gioco tutto. Tu sei con Fontanella. E tu con sindacato. Aiutassi tu Lorenzetti con sciopero. Magari Dio, quando ne senti parlare, già stava scacciando l'uomo di Rocancello. Ma non aveva senso. Manco per la capa. A Vincenzo sindacato non può vedere. A stento ne parliamo per questo. Senti, c'è che risposte? Para con chi dico qui io che carte. Tonio e Sebastiano. A fare conto che tutti i seri giocano. Grazie, signore. Salutiamo. Parla con Tonio e Sebastiano. Due sono le cose. O lo fecero spriri, quindi è morto, oppure è rapito e noi lo dobbiamo andare a cercare. Anche perché appunto è incoerente. Lui li odia i sindacati, perché dovrebbe allearsi con i sindacati? Non è cosa sua, no? Probabilmente c'entrano gli uomini di Spadaro. Tonio, Sebastiano. C'è uno che si chiama Tonio o Sebastiano? Verissimo a Lorenzetti nei Sioin. Certo, era sera. Non so ufficio a giocare ai kite, ma come tutti i seri. E a un certo punto si presentarono Ruvaizza e nettaro fuori. E che ci cavano? E cosa sapi? Vincenzo non la lassa mai una partita quando vince. Officiente alla collina vicino Puzzo. Cercalo dopo. Grazie. Va bene. Vabbè, fortunatamente non è neanche troppo lontano. Piano piano. Lorenzetti! Case! Mi sa che non c'è nessuno. Ci va a essere un avuto modo per ciasere. Prova un altro accesso. Devo fare il giro. Devo scavalcare. Scassinare qualcosa. Vediamo. Ah, guarda che cosa c'è qui. Un'altra volpe. Allora. Cavalchiamo qui. Scendiamo dalla finestra praticamente. Gazzetta di San Celeste. Concedato d'amico in seguito alle vicende della conceria. L'hanno congedato. In seguito alle arretate una conceria della Valle Dorata sono state fatte molte congetture sul futuro del capo della polizia, il maggiore Ettore D'Amico. Alla fine dello scorso anno si era scatenato il caos dopo una sparatoria tra le forze dell'ordine e alcuni aggressori senza nome. Vicenda che aveva causato numerose vittime. Dopo aver esaminato gli atti è stato stabilito che D'Amico avrebbe agito in modo avventato e senza le dovute autorizzazioni. In seguito alla valutazione, D'Amico è stato congedato dal ruolo di capo della polizia e sarebbe tornato a Napoli. Al momento non è chiaro se occupi ancora un posto nelle forze dell'ordine. D'Amico si è astenuto dal commentare. Cioè l'abbiamo fatto fuori a Ettore D'Amico.
L'unico buono, ragazzi, l'unico buono è stato fatto fuori. Ah. Minchia, qua bordello c'è stato. Consiglio per le proteste di sciopero. Signor Lorenzetti, in tutta onestà, ora non posso organizzare uno sciopero alla Fonteria Marconato. Al momento andare contro al proprietario non è nei migliori interessi degli operai. È una richiesta alquanto bizzarra, soprattutto proveniente da voi, che siete capomastro. In passato non avete mai supportato le attività sindacali e mi chiedo cosa vi spinga a farlo adesso. Se volete scioperare, assumetevi voi la responsabilità, non coinvolgeteci in alcun modo. Brunello Endrizzi. Figli bottana. Lo capisci? Mi sa che è stato incastrato. Meglio tale recca. Vediamo che c'è. Le richieste di Spadaro. Signor Lorenzetti, da quanto ho rilevato il vostro debito ho ricevuto indietro solo 600 lire. Una somma che basta appena per coprire gli interessi maturati. La mia pazienza ha un limite. Esigo che ripaghiate l'intero importo. In alternativa potete ottemperare agli obblighi di cui abbiamo parlato l'ultima volta. Non rimandate oltre. Questa settimana verranno i miei esattori per assicurarsi che sia tutto risolto. Cordiali saluti, Ruggero Spadaro. Spadaro. Che fa? Non sapevo che c'era io. Lettera da Lorenzetti. Bernardo, ti scrivo con il cuore in mano per confessare i miei errori. Alla Fonteria Marconato la situazione è grave ed è tutta colpa mia. Mi vergogno profondamente, ma mi sono indebitato a tal punto da non avere più via d'uscita. Ruggero Spadaro mi tiene in pugno e mi ha costretto ad agire contro i tuoi interessi. Vuole che chiuda la fabbrica, sicuramente per appropriarsi delle cose di valore. Ci conosciamo da quando eravamo bambini e spero che tu possa perdonarmi. Sono disperato e non posso farcela da solo. Manda i tuoi uomini e te ne prego, ho bisogno di aiuto. Il tuo amico fidato, Lorenzetti. Gli gioca a cadenza. Attia, sei tu che lo va cercando Lorenzetti? Proprio. Prego, recca, lo faccio vedere. Non mi convinci. Da sotto. Se stai cercando Lorenzetti, allora c'è su uomini armati alla fabbrica che si stanno portando tutto qua. Si trascinarono a Lorenzetti dall'ufficio di Fontanelle e si chiusero in sa. Facessi buona a Teremello. Tranquilla, trovo io una maniera per trasere. Ora ci penso io. Perfetto. Quindi ci dobbiamo infiltrare nella fabbrica, uccidere tutti gli uomini e liberare un signor Uzzuka. Secondo me manca Angelica usato. O magari un cipollino. Una via di accesso dobbiamo trovare. Quella là sarà perfetta. Perché ci stanno mettendo così assai? Amore, forza! Perché finisce che resto sempre fuori solo? Ah! E allora ci posso andare scassinando. Allora questo qua lo posso ammazzare. Vediamo. Quanti sono, minchia? Ok. Allora, sono 2, 3. Vediamo se di qua c'è pure qualche collezionabile.
Perfetto. A lui l'ammucciamo. Sai che Lorenzetti è un orecchio di torrino, no? Cosa? Come lo meresse chi? Certo, tu l'avessi fatto. Ma tanto Lorenzetto non conta niente, non ti pigliare te. Ma vi? L'avessi a fare magari tu. Che bordello. Poi per forza di cose li devo allontanare. Dai, smuovetevi. Toglietevi da qui. Non avvicinatevi. Rimanete lontani. Io di là ci posso andare. Minchia no. Che fu? Qualcuno va a perdere il peggio. Una settimana Rixo Puexo. Troppo assai. Capace che gente cominciano a domandare. O capo non ce ne fotte niente. Se non ce ne fotte niente a io, ferro da me. Perfetto. Un po' essere. Non respira, non siamo soli. Occhio vi... Ora vedremo che fa! Cae! Uvio! Minchia, ci mette 30 anni a pugni. E ne va. Quindi è finita così. Fortunatamente era solo uno, meno male. Un bordello finiva. Sì, ma il coltello nessuno qua mi dà la cote.
Allora. Niente qua. C'è un cazzo. Ok, qui c'è un ornamento. L'ammazzarono. Se Lorenzetti. Che successe? Dove tu sono mica io cazzo, pigliò tutte cose. Umello. Il docafo. Minchia. Scappare l'operaio. Vogliono approfittare i secchi. Le fontanella. Va bene, tranquillo. Può camminare. No, no. Lorenzetti. Lorenzetti. Addio. Minchia. Vai, stai tu. Non ce la faceste aiutare a tuo compare? Minchia, vero lo stesso succedere un'altra volta? Che puttana! Oh, stiamo spennando per bene la vostra fontanella! Ti ha spacciato, Ma guarda, esci fuori! E ti spiego tutto cosa! No? Ah! E fai come ti piace! Ha bruciato tutto cosa! Minchia. Minchia. Che ne chiede? Subito. Perfetto. Tappa. Minchia. Tutte cose stanno caricando. Di qua non ci posso andare. Madò, che bella sta scena. Senti sto merlo, non lo lasciate fuori! Ok. Perfetto. Minchioni. Ah sì. Allora, qua mi ha sparato. O capo muore. A secco tu! Recarico! Perfetto, cazzo. Poi che spara. Pizzo di merda. Perfetto. Attenzione. Vai Allora, a bere da sotto. tu ne stappi. Non si può ammocciare le mie! Dove è andato?
Ah, ma che fai? Il giro fai? Ma che gioca ad ammucciare con me giochi? Stava giocando ad ammucciare. Ammucciare cucce cucce. Vai, ripulliamoci. Abbiamo pure il coltello finalmente. Non so se ci bastano le munizioni. Minchia! E poi che su? Che fa, impazzissi? A così bruciamo tutte rotte. Effettivamente. Quindi lotta coi coltelli. Aia! Attento che ti figlio. Ah! Che sono difficile da ammazzare. Bene, avvicinati. Vieni qua. Vieni qua. La pippa t'ha ficcicati. Vieni qua. Ah! Finché tu fai chiara. Madre! Che sono forti, eh! Dai! Dai che ho vinto io! Oh cazzo! Ah, finisci da montare! Aia! Ho capito che dici aia! C'è un po' di fila! Ah, finalmente! Insomma, una guerra da soli, ogni volta dobbiamo fare una cosa allucinante. Tutta la fabbrica si abbruciò. Villa Torrisi 3 ore dopo. Ma chissà che sarà successo. Ma un merlo si salvò. Cazzate, Don Torrisi. O capomascio è morto. Morto e cremato. Che successe? O Caruso trovò Lorenzetti quasi ammazzato relignate. I cani spadarono, si portarono tutto quasi e poi resero fuoco alla fabbrica. Enzo? Vivo, ma non avessimo a preoccupare di tu. Ah, no? O sai che significa questo? Casa vanno a pigliare tutta la vada. Era una gran minchiata. Che l'uomo so, fece tutto solo gioco a conzaria. Sape quant'era che ne stava tradendo? Buttana la miseria. Fontanella finito, Ormai sappiamo che non vale più niente. Questa è una cosa nostra e di Spadaro. Troppo assai a sto cornotazzo l'ha malassato vivere. Sta storia a finire.
Se è chi so che Iddo vuole, non c'è nessun problema. Quindi ci dobbiamo preparare alla guerra.